I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Licata hanno arrestato ieri pomeriggio un pensionato di 76 anni, originario di Licata e residente in Germania, ritenuto responsabile dell'ipotesi di reato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da sparo. I carabinieri di Licata hanno ricostruito la vicenda accertando che il pensionato, a seguito di una banale lite avuta con il locatario del suo garage, un bracciante agricolo di 50 anni di Licata, scaturita da futili incomprensioni circa il prezzo del cane d'affitto. Dopo il diverbio il pensionato si è allontanato per poi ritornare dopo presso l'abitazione della stessa vittima. Dalla strada l'uomo, armato di pistola in pugno, ha esploso alcuni colpi verso il bastone dell'abitazione del rivale, che in quel momento si trovava all'interno con la sua famiglia. Fortunatamente l'azione di fuoco non ha provocato feriti nonostante alcuni proiettili siano penetrati all'interno dell'appartamento. Questa mani presso la compagnia dei carabinieri di Agrigento la conferenza stampa del comandante Lucarelli. Ci parli di questa sparatoria che è successa a Licata, che voi avete brillantemente risolto il caso. Innanzitutto direi l'ennesima sparatoria, tanto per cominciare. La cosa preoccupante è che ancora una volta, per dei motivi futili o comunque che potrebbero essere serenamente risolti in ambito civilistico e in altri modi, si sceglie la strada più breve, cioè quella del in qualche modo cercare di farsi giustizia da sé, cercando di uccidere il proprio avversario, perché di questo stiamo parlando, di un tentato omicidio nel quale solo per un caso estremamente fortuito non si è cagionata la morte di una o più persone che erano all'interno di un'abitazione di Licata, i quali questa famiglia, sostanzialmente il capofamiglia, aveva preso in affitto dall'odierno arrestato un garage e non si erano messi d'accordo bene sul prezzo da pagare. Dopo un primo litigio, diciamo, avvenuto, l'odierno arrestato ha deciso di andare a prendere la sua pistola legalmente detenuta, andare sotto casa con arma in pugno, chiamare la vittima dopo averla fatta uscire ha esploso questi colpi di pistola che, ripeto, soltanto per un caso fortuito non hanno attinto fisicamente, quindi non abbiamo avuto morti o feriti in questa circostanza, anche perché tra l'altro all'interno dell'abitazione c'era colui che aveva affittato questo garage e i due figli e la moglie. Quindi noi abbiamo trovato anche questi proiettili che hanno trapassato il muro dell'abitazione, abbiamo trovato delle schegge di ogive sul pavimento, quindi serenamente potevano colpire qualcuno che era all'interno della casa, e soprattutto, ecco, quindi fa riflettere in maniera molto importante come ci sia questa tendenza a volersi risolvere i problemi da sé, quando invece, e lo dico pubblicamente, noi carabinieri ci siamo e possiamo risolvere. Anche tante volte capita nelle stazioni carabinieri che i comandanti di stazioni facciano anche da arbitri, da giudici, facciano mettere d'accordo padri con figli, genitori o moglie e marito che hanno litigato. Tutti i giorni in tutta Italia questo succede, e succede anche a Licata. Però purtroppo dobbiamo registrare episodi di questo tipo e nei quali anche ultimamente abbiamo saputo dare prontamente risposte, perché il diritto dà sempre risposte anche in questa circostanza.